Ciao a tutti carissimi, e niente, questo video è solo per fare due parole riguardo al brano di un influencer che seguo da un po' di tempo, si chiama Michele Giovagnoli, che ha pubblicato una nuova canzone da 432 Hz, veramente è una canzone quasi terapeutica, direi, bellissima. L'avrò ascoltata una decina di volte. Mi ricordo che la prima volta l'ho guardata domenica al Monte Valbella, disteso su un prato. Ho guardato questo video qua perché avevo visto l'uscita programmata per le 15, no, vabbè, l'ho guardata un po' dopo. Veramente, ragazzi, una meraviglia di canzone. Adesso vi farò ascoltare un pezzettino vi farò vedere un pezzettino del video, dopo commenteremo insieme, commenterò con voi un attimo. Innanzitutto guardiamo nella barra di ricerca, solo cliccando belli, cosa compare come prima voce suggerita dall'algoritmo, che sarebbe il titolo della canzone. Ed ecco qua, Michele Giovagnoli. Vabbè, qui lasciamo perdere. Ok, facciamo partire un pezzo di canzone. Vedete, 432 Hz. Solo cuore io e te, luce e calore, belli come il sole. Io creo amore, dentro al mio tempo, ma fuori dal tempo con te. Nel vuoto infinito e siderale, sogno segreto dell'ultimo seme, hai scritto la via per giungere fino a me. Brama Ho e mandato un po' ricama avanti, l'arte vi suprema, faccio vedere un tempo po' a raccoglie la pezzi. morbida lama, hai reso dorata la guancia dell'anima. L'aurora esce da un sublime poema, i veli risalgono su. Ti sento raggiungermi dentro, risuona il mio Ecco il cenno salto. compatto. Un solo cuore io e te, luce e calore, belli come il sole. Ecco, insomma, avete visto un pezzo di canzone, vabbè, comunque dopo vi metterò il link sotto in descrizione in modo da, se vorrete darci un'occhiata alla canzone intera, tanto dura 3 minutini e poco più. Comunque è veramente una bellezza, non so neanche io che termine usare, mette una pace interiore, effettivamente è proprio l'intento delle canzoni in sé di Michele, appunto creare questa atmosfera quasi sublime, diciamo. Veramente una bellezza, anche il titolo è belli come il sole, poi questa frequenza che non ero a conoscenza, però è fatta apposta per infondere, tipo toccare delle corde emotive, non so, tipo subliminali così. E sono andato, allora, questa canzone è uscita alle 15 di domenica e dopo 3 giorni, sì, 3 giorni e qualche ora, ha raccolto 306.000 visualizzazioni e non è neanche nelle tendenze, ma non dico nelle tendenze in generale, neanche nelle tendenze di musica. Tutta roba, la solita roba trap, roba anche straniera, dopo le tendenze normali ci sono i playoff di Lega Pro, ragazzi, i playoff di Lega Pro, altra roba, gente che fa esperimenti, gente che fa... non c'è neanche questa canzone qua, vabbè, lasciamo perdere, no? Questa canzone è fatta per essere positivi, non per criticare, però vabbè, siamo un po' di perplessità a queste cose dell'algoritmo. E niente, comunque, Michele, numero uno, è da tanto tempo che ti seguo, da penso 3 anni ormai, e questa canzone è veramente un salto di qualità e
Speriamo di arrivare all'obiettivo che ti sei prefissato di 1 milione di visualizzazioni. Dai Michele, in bocca al lupo. Essere solare top.